Finisce come lo scorso 19 novembre tra Tor Tre Teste e Atletico 2000, entrambe le squadre non riescono a farsi del male. Un punto più prezioso per la squadra di Pulina, che ora si ritrova a quota 35 punti insieme a Vigor Perconti e Atletico Lodigiani. Sono solo due però i posti per i playoff e a contenderseli. Sono tre squadre. Ci prova subito la Tor Tre Teste. Tacco di codina, Bottomei con il destro, svirgolalto. Un giro di lancette più tardi, Urbinati si mette in mostra, dribbla due giocatori, combina con Comas, si porta avanti il pallone con il petto ma col mancino, spara largo. Alla 12esimo si fa vedere anche l'Atletico 2000 con Cappella direttamente dal cerchio del centrocampo, prova a beffare Calcaterra, aiutato dal rimbalzo, il suo tiro però scheggia la traversa e finisce fuori. Urbinati su calcio d'angolo mette dentro, libera male la difesa di Pulina, poi Di Marco serve ancora Urbinati che di testa sul secondo palo fa bene la sponda per Comas che anche lui di testa prende la traversa. Nella ripresa l'Atletico 2000 si impossessa del campo per un quarto d'ora, occhi pinti con il destro a pallonetto, prova a ingannare Calcaterra, anche il suo tiro però finisce alto. All'11esimo cavalca occhi pinti sulla destra, a tu per tu con Calcaterra, lo buca e in teoria dovrebbe essere il vantaggio dell'Atletico 2000, il direttore di gara però ferma tutto, il numero 26 era oltre la linea difensiva, il gol viene annullato. La Tor Tre Teste si ripropone in avanti al 20esimo, questa volta con Di Marco che di punta mira in porta. La sua conclusione finisce larga. La difesa rosso-blu è scoperta e allora Palomba vuole fare tutto da solo. Su questo contropiede il suo destro finisce abbondantemente fuori. L'ultima chance è per i padroni di casa con Girini sull'alto destro, mette questo tiro